La Golbet è a soli 2 punti e per il Testaccio le motivazioni sono al massimo, c'è tutta la voglia di andarsi a conquistare quella che sarebbe la 4ª vittoria consecutiva. L'Alitalia ha vinto l'ultima contro il COD 272 ma cerca la continuità, fattore fin qui sconosciuto alla formazione di Bernardo che rende difficile fare pronostici. La certezza è che le due squadre puntano molto sulla fase d'attacco e allora è lecito aspettarsi tanti gol come all'andata. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra, la 17ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, benvenuti a Testaccio all'Italia Calcio. Il numero 8 si prende tutto il campo che ha, poi prova a cercare un compagno libero, serve Alessio Starace su cui c'è il fallo da parte dell'Italia Calcio. Arriva il fischio del direttore di gara, va Simone Starace, il pallone alla fine rimane in area di rigore, eccola la conclusione e il vantaggio del Testaccio. Dario Martino, è arrivata la punizione, in qualche modo l'Italia è riuscita a respingere, ma poi su questa conclusione del numero 17 non c'è stato nulla da fare, 1-0 per il Testaccio. Arretra Severini ma perde la sfera, eccolo lo schema e il raddoppio del Testaccio nel giro di un minuto trova il 2-0, la squadra di casa questa volta segna, Simone Mirante, un gol quasi fotocopia a quello dell'1-0, doppio vantaggio del Testaccio. Il tentativo sulla destra con l'Alitalia che è già in area di rigore, eccolo la stoppata, il tiro, la risposta di Neri, provvidenziale il portiere del Testaccio. Ritorna a Ciocchetti, poi in qualche modo il pallone è di Luca Severini che non riesce a liberare la conclusione, allora deve andare indietro ed eccola la conclusione dell'Alitalia Calcio. Mirko De Francesco accorcia le distanze per i suoi, è 2-1, bellissimo il gol del numero 20. Starace questa volta preferisce andare lungo, poi il pallone in qualche modo rimane lì, c'era Mazzesi che segna il 3-1 del Testaccio ed è triplo vantaggio con il gol anche del numero 9. L'errore in fase di disimpegno, dall'altra parte Mirante si ferma, preferisce andare a servire Starace, c'è il tacco e poi ancora una volta la conclusione di Filippo Mazzesi, doppietta per lui, micidiale il Testaccio, anche qui un minuto tra il gol del 3-1 e quello del 4-1. Testaccio, Mazzesi, prova l'imbucata centrale, ancora Mazzesi al tiro! È davvero in forma questa sera il numero 9, impressionanti le doti balistiche di Filippo Mazzesi, segna la tripletta nel giro di 2 minuti ed è 5-1 per il Testaccio. Qui perde la palla De Francesco, il servizio arriva verso il numero 5, anche lui insacca il pallone in rete, è il 6-1 del Testaccio, arriva anche il gol di Marco Luziatelli, 6-1 Testaccio e siamo ancora nel primo tempo. Arrivare però il cross verso l'area, ci arriva adesso a tu per tu col portiere, presente Cerqua, poi l'altra conclusione di Filippo Mazzesi, una partita straordinaria quella del numero 9, un altro gol per Filippo Mazzesi ed è il 7-1 del Testaccio. Dall'altra parte ci prova l'Alitalia Calcio, la conclusione ed eccolo il secondo gol dell'Alitalia Calcio. Michael De Michele, il numero 27, riesce a raddoppiare per l'Alitalia, contropiede ottimo qui dell'Alitalia ed è 7-2. Il colpo di testa ad uscire, il pallone rimane lì in qualche modo poi strozzato, arriva a Neri. C'è stato il retropassaggio fischiato dal direttore di gara, non poteva andare Neri a raccogliere il pallone con le mani. Dunque la punizione a favore dell'Alitalia Calcio. Severini va a concludere, poi c'è la respinta della barriera e De Francesco che non riesce ad andare in gol. De Francesco arriva alla conclusione. Il fischio arbitrale è a favore dell'Alitalia Calcio, irregolarità commessa sul numero 20. Qui intanto però deve preoccuparsi di respingere il calcio di punizione che va a battere Severini, c'è la deviazione della barriera che risulta decisiva, è il 7-3 dell'Alitalia Calcio, sfortunato qui il Testaccio, la conclusione poi non era arrivata troppo forte verso la porta, l'ha comunque gonfiata la rete ed è 7-3.
Però Tiziano Ailamo per concludere, poi ruba palla Alessio Starace, si libera di un avversario, Starace, eccolo il gol, lo squillo finale del Testaccio. Alessio Starace, è 8-3 del Testaccio, bellissimo il gol del numero 10, possiamo dire la ciliegina sulla torta questa sera. Stagione allo Sport City, Testaccio che vinse con il gol di Mirante. Qui non c'è tempo perché intanto arriva la conclusione dell'Italia Calcio, l'8-4 dell'Italia Calcio conclude anche la partita. Squadre dunque che vanno negli spogliatoi, partita che finisce 8-4, una partita davvero bellissima, magistrale ovviamente il Testaccio, da segnalare un super Filippo Mazzesi, autore dei 4 gol. Tutta la squadra però questa sera ha davvero convinto. Per l'Italia Calcio c'è ancora quel problema rappresentato dalla discontinuità delle prestazioni, ne vince una, oggi ne perde una.